Buongiorno, da Sicilia 24 questi titoli di oggi. La Procura di Palermo indaga sul tentato accoltellamento di un docente a San Vito Lo Capo da parte di un dodicenne. Al centro dell'inchiesta possibili istigazioni sui social e collegamenti con altri episodi simili avvenuti in Italia. Migrante preso a bastonate mentre va al lavoro in un'azienda agricola a Marsala. Alcuni giovani con i caschi in testa lo hanno atteso e picchiato. Sarebbero 5 le aggressioni a stranieri in una notte. Lotta ancora tra la vita e la morte della donna presa a martellate dal marito a Mister Bianco nel Catanese. In casa c'erano i 4 figli della coppia. È stata la maggiore a chiamare i soccorsi. Spunta una maga nell'inchiesta sul patrimonio di Messina Denaro e dei suoi fiancheggiatori. Veniva consultata prima di ogni viaggio d'affari. Operazione antidroga tra Sicilia e Calabria, 6 persone arrestate e sequestrati 25 kg di stupefacenti. A Castelvetrano si è chiusa la 4ª edizione di A Nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Sul palco artisti, testimoni e familiari delle vittime per una giornata all'insegna della memoria e dell'impegno civile. Calcio, il Catania in fase di riflessione sul futuro. Dopo il mancato salto in Serie B, sul tavolo anche il rinnovo dell'area tecnica. Ancora ben trovati, macabro ritrovamento in territorio di lingua glossa nel Catanese. Il cadavere di un uomo di cui non si conoscono le generalità è stato scoperto ieri pomeriggio da 2 escursionisti in località Piano Pernicana. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di un anziano scomparso alcuni giorni fa da Piedimonte Etneo. Si cercano punti di contatto tra l'aggressione di San Vito Lo Capo ai danni di un professore e quella avvenuta a marzo in provincia di Bergamo, dove un 13enne ha accoltellato una docente di francese. In particolare si cerca di capire se i 2 ragazzini abbiano frequentato le stesse chat, come sostiene una ragazza coinvolta nella vicenda di Bergamo. Orazio Longo. La Procura per i minori di Palermo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare se qualcuno abbia istigato il ragazzino di 12 anni che venerdì all'Istituto Lombardo Radice Fermi di San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare l'insegnante di tecnologia. Al vaglio degli inquirenti il profilo TikTok dello studente che proprio lì, nei giorni prima, aveva fatto intendere la volontà di compiere il gesto clamoroso. E dalla lettura di alcuni commenti emerge che diversi suoi follower sapevano cosa avesse in mente, tanto che alcuni gli hanno pure chiesto come avrebbe realizzato il video e il ragazzino descrive esattamente quanto accaduto, e cioè che avrebbe usato il cellulare attaccato a un caschetto. Il filmato sarebbe poi stato trasmesso in una diretta Telegram. Le tante similitudini con l'aggressione alla docente della provincia di Bergamo di marzo scorso ad opera di un 13enne, tanto che i magistrati hanno deciso di indagare anche su eventuali collegamenti tra i 2 gesti, su una potenziale esistenza di una community con delle mission da compiere. A questo si aggiunge la versione di una ragazza straniera che al Messaggero ha sostenuto di aver incrociato negli stessi ambienti digitali frequentati dal 13enne anche il ragazzino di San Vito Lo Capo. Dall'analisi dei dispositivi, PC e smartphone utilizzati dal 12enne potranno arrivare elementi utili per fare luce sulla vicenda. Il giovane intanto è stato ascoltato in modalità protetta al Tribunale dei minorenni di Palermo. Per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna la cosa più spaventosa è la freddezza, il distacco emotivo del 12enne che avrebbe potuto fare una strage. E a quanto pare non sembrerebbe che il ragazzino abbia compreso la gravità dei fatti nella percezione distorta della realtà di un mondo virtuale parallelo che trasforma tutto come in un perenne gioco online senza assumersi le responsabilità della realtà vera. Migranti presi di mira a Marsala, almeno 5 le aggressioni nei confronti di braccianti della zona. Dietro le violenze, 4 giovani italiani in sella a 2 scooter. Laura Spanò. 5 aggressioni senza alcun apparente motivo e tutte ai danni di giovani migranti del Bangladesh che vivono e lavorano a Marsala. È quanto avvenuto sabato mattina. Potrebbe trattarsi di uno stesso gruppo di giovani italiani che agiscono in sella a 2 scooter protetti dal casco. Le aggressioni si sarebbero verificate in varie zone dell'entroterra di Marsala, dove insistono moltissime aziende agricole. Ad alcune delle vittime delle aggressioni hanno rubato o tentato di rubare lo scooter su cui viaggiavano. In un caso la vittima
invece, che viaggiava in sella ad una bicicletta, è finito in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato bastonato e buttato a terra. Questo episodio si è verificato in contrada Santo Padre delle Perriere, lungo la strada provinciale 53. Dopo aver superato il santuario e i vivai Zichitelle, il ragazzo ha incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta, che dopo aver fatto inversione di marcia l'hanno bloccato e senza un apparente motivo lo hanno colpito al volto con bastone di legno, facendolo cadere sull'asfalto. Dopo la brutale aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato mentre il giovane sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. I carabinieri nella sola mattinata di sabato hanno ricevuto 5 querele da parte di altrettanti migranti. Una vicenda questa che riporta alla mente l'omicidio di Bakary Sako, un bracciante maliano di 35 anni aggredito e ucciso a coltellate il 9 maggio scorso a Taranto mentre si recava al lavoro. Sono ancora gravissime le condizioni della donna aggredita dal marito al culmine di una lite nel loro appartamento a Misterbianco, nel Catanese. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre, Giusy Lazzara. È gravissima, ricoverata in terapia intensiva, la donna aggredita dal marito, che l'ha colpita forse con un martello più volte alla testa. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni di loro hanno sentito solamente la violenta lite tra i genitori. La tragedia nella notte di venerdì a Misterbianco, nel Catanese. Urla, terrore e poi la richiesta d'aiuto. E la figlia maggiore che chiama i carabinieri con un filo di voce: mia madre è a terra, svenuta con una ferita alla testa. Nell'appartamento di Belsito, in una zona residenziale di Misterbianco, i carabinieri trovano la donna in una pozza di sangue e i 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, sotto shock. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico e resta in imminente pericolo di vita per il gravissimo trauma cranio-facciale e delle lesioni cerebrali riportate. Il marito, un autista, è stato fermato per tentato femminicidio. Secondo gli investigatori, l'uomo ha colpito con rabbia al culmine di contrasti per un rapporto in crisi. Nell'abitazione anche i militari della scientifica, dei carabinieri, che hanno fatto rilievi e cercato il martello che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo. Sulla famiglia però non risultano denunce pregresse né segnalazioni ai servizi sociali. Sangue sulle strade siciliane ieri, su 2 strade statali, Butera e Partinico. 2 le vittime, c'è anche un bambino tra i 4 feriti. Il servizio. Scia di sangue sulle strade siciliane, 2 gli incidenti mortali nelle ultime ore. Impatto fatale sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula, Butera, in provincia di Caltanissetta. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia per un giovane motociclista di Pozzallo, morto nello scontro con un'auto. L'urto è stato violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. I mezzi sono stati sequestrati come previsto dalle normative vigenti in materia di omicidio stradale, in attesa di ulteriori disposizioni della Procura. E ieri un altro scontro mortale sulla strada statale 113 a Partinico, fra 2 auto all'altezza del Ponte Tauro. Nell'incidente ha perso la vita un uomo, feriti 4 passeggeri, un bambino, 2 donne e un uomo, tutti trasportati in codice rosso negli ospedali Cervello di Palermo e il Civico di Partinico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle auto. La tragedia arriva pochi giorni da un altro incidente mortale avvenuto sempre sulla statale 113 il 26 maggio nelle vicinanze di Cefalù. Violento l'impatto tra un'auto e una moto, costato la vita al motociclista. E adesso cambiamo argomento. Nell'inchiesta su Matteo Messina Denaro e i suoi fiancheggiatori spunta anche una maga che veniva consultata per sapere se i viaggi d'affari sarebbero andati bene. Laura Spanò. Non erano solo soci in affari Giacomo Tamburello e Matteo Messina Denaro, ma come il boss anche Tamburello per sfuggire alle forze dell'ordine usava diversi alias. Da qui la necessità dei magistrati di Palermo che indagano sul tesoro e sui fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro della misura cautelare in carcere nei suoi confronti, ma anche dell'ex moglie e del figlio Luca. Tamburello è rimasto latitante per 4 anni in Spagna e in quel periodo ha continuato a dirigere il narcotraffico e si spostava grazie a documenti falsi come le carte d'identità intestate
intestate a Riccardo Maniscalco e Gaetano De Vincenzo, e che Tamburello progettasse di lasciare l'Italia, gli investigatori lo hanno scoperto intercettando lui e il figlio Luca, con cui disquisiva non solo di investimenti e spostamenti di denaro in paradisi fiscali per schermare la loro azione e diversificare gli investimenti, ma anche su come investire in criptovalute, strumenti finanziari sui quali già lavoravano. In quella intercettazione Luca consigliava al padre di andarsene dall'Italia. E le indagini mostrano anche un altro aspetto singolare che riguarda Maria Antonina Bruno, ex moglie di Tamburello, che si muove tra banche, bonifici respinti, ville, ma che prima di ogni operazione chiama i chiaroveggenti per farsi leggere il futuro degli affari, soprattutto quando le operazioni finanziarie di famiglia si complicano. Il periodo è compreso tra il 28 settembre e il 1 ottobre 2025. Il contesto è il trasferimento di fondi verso banche monegasche e lei, prima di partire per Nizza con il figlio Luca, chiama diversi chiaroveggenti per ottenere una previsione in merito al proprio futuro. Il viaggio è improvviso e lei vuole Luca con sé. Il tono è netto: io glielo dirò, dice al chiaroveggente. Nuovo sviluppo nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela. I magistrati chiedono il sequestro della società che gestisce l'impianto e misure cautelari per 5 indagati. Gerry Italia. La DDA di Caltanissetta alza il livello dell'inchiesta sui presunti illeciti nel ciclo dei rifiuti della discarica Timpazzo di Gela. Dopo anni di indagini condotte dai carabinieri con il supporto del nucleo operativo ecologico, i pubblici ministeri hanno chiesto il sequestro preventivo della società Impianti SRR che gestisce il sito di conferimento e il servizio rifiuti in diversi comuni del sud della provincia nissena e a Piazza Armerina. Tra i destinatari della richiesta di misura cautelare figura l'amministratrice della società, l'ingegnere Giovanna Picone. Con lei saranno ascoltati nei prossimi giorni altri 4 indagati tra tecnici e responsabili dell'impianto nell'ambito degli interrogatori preventivi davanti al giudice. Secondo gli investigatori, gli elementi raccolti sul presunto traffico illecito di rifiuti non riguarderebbero soltanto singole condotte, ma chiamerebbero in causa anche l'assetto gestionale della società. Per questo la Procura Antimafia ha chiesto non solo le misure cautelari personali, ma anche il sequestro delle quote societarie e la nomina di un amministratore giudiziario. Se il GIP dovesse accogliere la richiesta, l'intera governance di Impianti SRR verrebbe commissariata, una prospettiva che preoccupa anche gli enti locali. La società è infatti controllata dalla SRR4 e quindi dai comuni soci, che da mesi cercano soluzioni per garantire continuità al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza interrompere un settore considerato strategico per l'intero territorio. Sono saliti sul tetto di un centro commerciale a Misilmeri, poi con una motosega hanno tagliato il tetto in legno calandosi dall'alto. I ladri hanno rubato un centinaio di telefoni cellulari del valore di 50.000 euro. Blitz antidroga ieri sull'asse Sicilia-Calabria, le Cosche Reggine, base di partenza per ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish per rifornire le piazze di spaccio del Calatino. 6 gli arresti, Tonino De Mana. 6 arresti, 19 indagati, 21 kg di marijuana più 4 kg tra hashish e cocaina sequestrati. È il bilancio di un'operazione antidroga effettuata dai carabinieri della compagnia di Palagonia e dei comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria. Ancora una volta le Cosche Reggine si confermano base di partenza di ingenti carichi di stupefacenti che approvvigionano le piazze di spaccio dell'isola, nella fattispecie Palagonia, Ramacca, Scordia, Caltagirone e Gela. Tra gli arrestati figura anche Antonino Apa, 49 anni, calabrese, imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno e ritenuto appartenente all'Andrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di grossi quantitativi di cocaina. Le indagini, concentrate tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione, i ruoli dei singoli associati e le modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione della droga che veniva venduta all'ingrosso a pusher e a gruppi criminali. Dall'inchiesta sono emerse anche estorsioni finalizzate al recupero dei crediti per droga non pagata, con minacce e violenze nei confronti degli acquirenti morosi. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato quote societarie e patrimonio aziendale della NTT SRL di Caltagirone, società operante nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito di una inchiesta per bancarotta fraudolenta aggravata. 3 persone sono indagate per avere trasferito beni e attività a una nuova società, lasciando debiti per oltre 3,2 milioni di euro. Nominato un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale.
A Palermo la polizia ha arrestato 9 persone, ne ha indagate altre 30 nell'ambito di una inchiesta su un'associazione a delinquere specializzata nel furto di auto, riciclaggio e cavallo di ritorno. Secondo le indagini del commissariato Portanuova, tra aprile 2024 e febbraio 2025 sarebbero stati commessi 55 furti per un giro d'affari di circa 2 milioni di euro. Le auto venivano portate in una base logistica in Viale della regione siciliana e smontate per il mercato nero dei pezzi di ricambio. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco, vi porteremo nel parcheggio abbandonato, un parcheggio multipiano abbandonato a Siracusa. Siamo tornati in studio, adesso vi portiamo nel parcheggio multipiano di Santa Panagia a Siracusa, che è nel totale degrado. Francesco Aloi. Peccato avere una struttura del genere che non può essere utilizzata. Degrado ed illegalità hanno casa vicino al Palazzo di Giustizia di Siracusa. Questo parcheggio multipiano è così da sempre. Sembra pronto all'uso, ma a quanto pare non per gli automobilisti. Qui viene chiunque, però per fare altro. Lo vedete, ci sono rifiuti di ogni genere, dagli scarti edili ai pezzi di automobili. È uno spreco assurdo fare un parcheggio del genere e lasciarlo così. Ci sono barboni messi là dentro, era una bellissima idea, un parcheggio veramente fatto bene e poi l'hanno lasciato proprio così abbandonato. Un parcheggio a 3 livelli che potrebbe essere un'importante valvola di sfogo per la mobilità del centro. Lasciando l'auto qui si arriverebbe a Ortigia in bus. Almeno questi sarebbero i progetti dell'amministrazione, che però pare essersi dimenticata di quest'area. Nonostante diverse interrogazioni da parte mia, da parte di altri su questo parcheggio, continua a restare chiuso, aperto, non si capisce se è aperto, se è chiuso, in ogni caso le sbarre sono aperte, quindi chiunque vi può entrare. Ogni volta si risponde sì, stiamo facendo, ma la verità è che questo stato del parcheggio ormai dura da parecchio tempo. Qui, ci dice chi frequenta la zona, si viene anche per consumare dosi di droga. Allora che fare? Consegniamo il parcheggio alla città o lo lasciamo in mano all'illegalità? Andiamo a Castelvetrano, dove si è chiusa la 4ª edizione di A Nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Tanti gli ospiti anche in questa importante edizione che ci racconta Orazio Longo. Castelvetrano grida basta con la mafia e l'associazione A Nome Loro chiude la 4ª edizione della rassegna Musiche e Voci per le Vittime di Mafia, che si è svolta nel sistema delle piazze della cittadina trapanese. Una lunga maratona di musica, testimonianze, parole e impegno collettivo che ha unito artisti, istituzioni, associazioni e cittadini nel cuore di un territorio simbolico della storia mafiosa italiana. Castelvetrano non può continuare ad essere ancora il paese di Matteo Messina Denaro, ma è giusto che diventi il paese dei giovani che resistono, delle associazioni e di una comunità che vuole riscattarsi. L'evento, ideato e diretto dalla pianista Shadé Mangiaracina, nato nel 2023 dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, ha visto tra gli ospiti Mario Venuti, Javion Travel, il rettore Nada e Giulia May. È una manifestazione che ha un significato simbolico fortissimo in un luogo simbolo come Castelvetrano e soprattutto spero che serva dal punto di vista proprio culturale a trasmettere alle nuove generazioni il messaggio, perché tutto secondo me deve partire da quando è una crescita culturale che va coltivata fin da piccoli. È un messaggio importante, che è un messaggio di resistenza, è un messaggio di lotta, di futuro, è la consapevolezza di avere una voce e di avere degli strumenti, uno strumento straordinario come la musica che ha il potere di arrivare veramente ovunque. Per noi siciliane e siciliane e siciliani in generale, ma penso per tutte e tutti, ribadire l'importanza della lotta alla mafia, che continua a essere un mostro subdolo che invade le nostre vite, penso che sia appunto vitale. Diversi gli interventi dedicati all'impegno civile, con le testimonianze di rappresentanti delle istituzioni, familiari delle vittime di mafia, associazioni, giornalisti, magistrati e protagonisti della lotta alla criminalità organizzata.
Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il Catania che prepara il suo prossimo futuro. E siamo al calcio, c'è attesa nel Catania per conoscere futuro e ambizioni. Le prime novità riguarderanno direttore sportivo e allenatore. Sergio Colosi. Prosegue la riflessione in casa Catania. Nelle prossime ore una nota del presidente Ross Pelligra dovrebbe chiarire programmi, investimenti e obiettivi anche su Torre del Grifo dopo un ciclo di 4 anni e la mancata promozione in B. È tempo di bilanci, sicuramente rosso, ma soprattutto di guardare oltre e non ripetere gli errori, da rinnovare il settore tecnico nelle sue figure principali e non solo. Fortunato Varrà, dirigente del Napoli e responsabile dei calciatori azzurri in prestito, è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo, ma non l'unico. Varrà, sotto contratto con il club campano, dovrebbe rescindere tornando in Serie C dopo le esperienze in passato con Potenza e Pontedera. In caso di fumata bianca il suo prescelto sarebbe il tecnico dei lucani Pietro De Giorgio, che ha lavorato con lui. Variegata e di qualità comunque la lista degli allenatori. Chiuso il biennio con Toscano si guarda anche a Francesco Tomei dell'Ascoli, a Marco Turati del Siracusa e ad altri 2 nomi di spessore seguiti e contattati nella stagione appena conclusa: Guido Pagliuca, grande protagonista con la Juve Stabia e poi esonerato in via d'Empoli, dove dopo la parentesi Dionisi è stato un altro pallino rossazzurro, Fabio Caserta, a salvare il club toscano. Il Catania potrebbe ripartire da uno dei 2, prima però si attendono le dichiarazioni di Pelligra. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Marco Carli e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.